pensaci, cosa vuoi fare di te? Ecco, se non può più servire a te. E questo, diciamo, è il messaggio che noi diamo. L'invito dell'Aido di Venezia è rivolto a tutti perché la donazione di un organo o parte di esso può aiutare chi altrimenti non potrebbe avere una vita normale. Una provincia, quella veneziana, particolarmente sensibile al tema, tanto da essere tra le province del Veneto più solidale. Nel 2013 abbiamo raccolto quasi 500 manifestazioni di volontà positive, che è un numero, insomma, che tra virgolette riconosce l'impegno che ci mettiamo. Un piccolo primato a Venezia ce l'ha anche in tema di donazioni di cornee, grazie anche alla creazione della Banca degli Occhi, ma non mancano anche altri tipi di donazioni. Come donazione di organi noi abbiamo avuto 11 donatori di organi, diciamo, nella nostra provincia nel 2013. Abbiamo avuto 6 donazioni di multitessuto, per cui persone che non hanno potuto donare organi, però ecco, hanno comunque deciso di donare una parte di sé. Un'attività di sensibilizzazione che ha visto nascere un vero e proprio coordinamento tra USL 12, ASL 13 e ASL 10, oltre all'attività degli hospice. Tra gli organi di cui c'è maggiormente bisogno, oltre ai reni, per cui le liste d'attesa sono lunghissime, servono organi vitali quali cuore, fegato, polmoni e pancreas. E poi ci sono le donazioni da vivente di parti che altrimenti a seguito di intervento andrebbero gettate, ma che in realtà possono avere una seconda vita. Teste di femore, tratti di safena, diciamo anche placenta, sangue cordonale, che insomma diciamo un'attività per esempio che è partita nuova nel corso del 2013 nell'USL 10 e nell'USL 13. Un mondo speciale, quello che ruota attorno al mondo delle donazioni, che domenica prossima attraverso la giornata del dono all'Auditorium Centro Pastorale Cardinale Urbani vuole far incontrare donatori e chi ha ricevuto il dono. È organizzata per ringraziare le famiglie dei defunti che hanno donato gli organi. Ecco, quindi è un momento che noi con Aido condividiamo ormai da anni, è un momento per farci sentire vicino a persone che hanno deciso, quindi hanno fatto anche una scelta altruistica.